Oggi qui alla Valle dei Templi il camper della CGIL dal titolo "Mettiamo il turismo sottosopra, il lavoro stagionale tra quelli più sfruttati, salari, diritti e dignità per chi lavora". Ecco, stiamo assistendo a un periodo sicuramente brutto da un punto di vista salariale. Ricordiamo quello che è successo proprio ieri in un paesino della Calabria, Soverato, e quindi questo camper che messaggio lancia? Questo camper che inizia il suo tour ieri su Agrigento facendo la costa da Sciacca sino oggi alla Valle dei Templi e proseguendo per Licata, per Palma prima e Licata dopo, lancia il messaggio che i diritti vanno richiesti e vanno ottenuti attraverso le sedi e le organizzazioni competenti. Ieri abbiamo attraversato un primo pezzo di costa dalla quale si è ripetuto e si è ricordato anche i fatti successi, come dicevi bene tu, a Sovereto. Lì abbiamo trovato lavoratori a nero, lavoratori grigi, lavoratori sfruttati, ma anche degli imprenditori che invece hanno un riscatto assolutamente e un rapporto con il contratto di lavoro assolutamente adeguato. Noi facciamo questo viaggio proprio perché dobbiamo ricordare ai lavoratori che i diritti, così come i doveri, sono dovuti. E in questa terra dove il reddito di cittadinanza viene utilizzato come strumento di scusante per la mancanza di manodopera, in questa terra come in tutta Italia, e lo abbiamo visto dagli ultimi fatti, il lavoratore e il lavoro viene oltremodo sfruttato dall'impresa. Segretario, allora oggi qui in una location internazionale per sensibilizzare anche il turista che viene e che poi alla fine è anche lui un lavoratore. Assolutamente sì, e per queste ragioni ci siamo concentrati in questi luoghi, perché abbiamo dati certi che lo sfruttamento, arrivare persino anche a momenti di schiavitù in questi settori, raggiunge picche altissime. In questo contesto noi stiamo puntando l'attenzione, in questo contesto gradiremmo che quei pezzi sani dell'imprenditoria denuncino tutti quegli imprenditori, e sono tantissimi, che approfittano di lavoro nero e mal pagato, mettendo alla berlina anche loro stessi, a quei pezzi della mala politica che attacca il reddito di cittadinanza, che abbiamo visto non è altro che lo strumento indispensabile per sottrarre tante famiglie dalla povertà e dalla nuova schiavitù. Lei ricordava bene il caso di Sovareto ieri in Calabria, di questi casi ce ne sono migliaia, non solo lavorano 12 ore per 600 euro, ma addirittura poi gliene vogliono dare solo 200, prendendo a schiaffi chi rivendica quella povertà di 600 euro. In questo contesto la CGIL ancora di più in questi giorni punta l'attenzione e con il governo nazionale noi tendiamo a stringere l'alleanza affinché, se c'è qualcosa che non funziona nel reddito di cittadinanza, va modificato. Non chiamiamolo più politiche attive del lavoro, perché effettivamente non è così, ma misura per il contrasto contro la povertà.